I barchi de Sena. I barchi, fontane pubbliche con opere di architettura che adornano queste fontane artificiali, quello che è a comodo di cittadini in varie città de Sena. Servivano per abbeverare bestie e an sosta de omi e cariaggi, le tee e pescee si fermavano alla vallis, bulacchi, stagnuin. Destin triste quello de nostre fontane, quello de pellegrinare senza sosta da una ciassa all'altra. Ne accenniamo un po' qualcuna di queste fontane de Sena. Famoso o barchi de Ciassa Colombo. Quella è una fontana portuale, fontana de porto, come dovevano essi in cime, in scie calade e intedarsene. A fontana de Ciassa Colombo ne viene da Ponte Reale, un tempo prospicente ao Palazzo San Giorgio su a Banchi. Questa fontana, come tutte le fontane de porto, servivano ovviamente per caricare l'egua per la navigazione e per la pulizia di bastimenti e de ciurme. Pensè che i galee si annunziavano da lontano se il vento spunciava in direzione da terra per il suo tanfo che mandavano. Una galea con 40-50 remi e quindi 100-150 vogatui, perché genea 2-3 per remo, e lì incadenea o banco de voga, senza poi se mescià per qualsiasi bisogno sfersè dalla gossina a custodia da ciurma. A formula di quella condanna a Lea perché la vita gli sia di tormento e la morte di sollievo. Gli altri zenegi con l'impressione non gediamo l'impressione, di solito gediamo in galea perché se riferiamo a quella tremenda condanna lì ed è una volta, quello lì o l'ingaliotto perché hanno veramente di delinquenti, quello lì se merita galea perché lì è una condanna veramente severa, Quando a galea alla traccava o me, solo a lui i galeotti poi vanchinà a terra in cadenè sempre per 2 e per 3 per recarsi a questa fontana e per lavase. Che voleva dunque egua da o porto, che voleva i barchi, fontane e ecco a costruzione do barchi de Ponte Reale o in Ciassa Colombo. Gemo poi o barchi in Ciassa Bandea che l'ho primato per avegi o cicciasse de Sena, ma anche primato de Sena perché è l'unica statua de Enea che esiste al mondo. Ricordiamo solo anche una fontana o barchi de Ciassa de Pontegello, missa poi in telatrio do Palazzo Ducale in Ciassa de Ferrari. Una storia meno triste ci dusse di questa fontana, uscì dai abitanti do quartier facendo una petizione de firme e disposti anche a versare in qualcosa come aggiunto per ottenere questa fontana in Ciassa. In seti avevano raccolto 350 franchi, 350 lire e un conto complessivo o l'esteto di 1300 lire, l'anno 1643. Allora tutte le case disponevano di imposto a una cisterna privata e che voleva i fontane per rifornirsi case d'egua. A lavare poi andavano ai truggi. Per chi non era in grado di camalà, ghea e camalle d'egua, donne robustissime piace parte ande monteggio che a pagamento si prestavano per rifornire egua in te case. Do barchi de Ciassa de Pontegello. Figlio in giro o barchi a zugà, donne a discorrì, in Ciasseia qualchedun magari li assettò a farsi una pisa, a ciucà de l'egua, musica de quella sua fontana che un giorno ho gatto viu dalla Dio. Abitò bello barchino e quante volte su venia pigiala
o a ti te ne verti steppe mui, benché ti cianzi inuti per spuntarla, forse t'agni arricchi a grande cena, o cortile de qualche casa nera, non si sentiamo a te cantilena, e punte gelative in piace vera. Fontana me fontana tanto amica, mi te sale un cucche fontana antica, ma quelli che t'han visto fideletti, e campe più da ti bella fontana, non ti devi essere più fate rimetti, e già con le bande criate Osanna, le segne se se ne giri su reo, e mica non se poi parla che c'è. M'arrampinavo brunzinetto e corrige tapin poi me nanavo qua con qua pignate cu fiaschetto e a testa tutta nera me rinfrescavo, na corsa me ne favo un sciacciasetta a foba tusulata un semenaio e da quella cosci bunestieta beve fatti te dette dolenaio, a più bello barchino fontana antica, che a me vegeta l'egua che picciava, o egua cristallino o puntegelo, mi desalio ricordi me ciucai, passando me le dio sempre il capello, e me moglie nu me lascia mai. Invece son venuto de stampo antico, ma adesso io con che mi sono amico.